Carissimi amici, ben ritrovati come sempre qui a Container Radio. In questo orario del pomeriggio, come sempre, siamo arrivati all'appuntamento dell'intervista del giorno. Non sarò da sola, infatti in mia compagnia c'è Andrea Collalto. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Cristel. Devo dire che quest'oggi siamo tutti e due particolarmente contenti perché c'è un personaggio importante che tutti conosciamo e con cui parleremo di una cosa meravigliosa, vero Cristel? Esatto, sì, noi siamo molto contenti di avere i nostri microfoni perché è da tanto che l'aspettavamo e finalmente siamo stati, grazie veramente alla Gospa, e quindi i nostri amici ascoltatori capiranno di chi stiamo parlando, di avere ai nostri microfoni Paolo Brosio. Quindi benvenuto Paolo Brosio. Buongiorno a tutti voi e i vostri radioascoltatori di Radio Container, no? Dico bene. Benvenuto a Paolo Brosio. Prima cosa che vogliamo chiederle, possiamo darci del tu Paolo? Come ci mancherebbe altro. Grazie. Ti ringrazio e veramente siamo felici che quest'oggi tu sia qui con noi a Container Radio proprio per dare un messaggio positivo, perché ne parlavamo e ne parliamo spesso in questi giorni anche con Cristo e con i nostri ascoltatori. C'è veramente bisogno di dare dei messaggi positivi, specialmente in questo periodo, perché siamo tutti giù, siamo tutti in preda un po' allo sconforto, quindi parlare in questo caso di fede, parlare di Medjugorje è una cosa importante. Sì, io penso che Medjugorje sta rinnovando il nostro paese, anche perché gli ultimi dati di Medjugorje sono impressionanti, cioè l'anno scorso sono state dispensate più di 2 milioni di ostie, no? Dalla parrocchia di Medjugorje, in un paese che ha 3.700 residenti. Ecco, quindi questo dato dovrebbe far riflettere tutti quelli che parlano in maniera scettica o non sono credenti o non hanno ancora conosciuto, come dice la Madonna, l'amore di Dio, cioè un piccolo paese sperduto tra le colline dell'Erzegovina che dispensa 2 milioni di ostie. Io penso alle parrocchie della mia amata Versilia, dove ci sono le chiese, la sera ci sono 10 persone in chiesa a messa. Questo mi fa stringere il cuore. C'è una sola messa la sera, una la mattina presto e poi l'attività finisce lì, perché ci sono solo persone anziane, giovani non vanno più a messa. Vai a Medjugorje e trovi decine di migliaia di giovani da tutto il mondo. Allora vuol dire che in quel luogo c'è qualche cosa di straordinario, al di là della guarigione fisica o meno, ma c'è una straordinaria spiritualità, una fonte straordinaria di spiritualità. Ora, la mia conversione è venuta a Medjugorje, quindi è ovvio che il mio cuore batte per Medjugorje già da 4 anni, però ho voluto fare qualcosa di più, e cioè dopo 37.000 scatti fotografici e più di 100 ore di registrazione di programmi televisivi, di fotografie, musiche particolari, abbiamo creato dal libro alla televisione, siamo passati al teatro, cioè abbiamo realizzato un progetto che abbiamo depositato alla FIAI con i miei autori e regista Aldo Innocenti e i miei collaboratori Simona Mabene, li voglio citare perché in questi anni hanno attraversato tutta l'Europa, e poi Simona Mabene, Andrea Baccinelli e ancora tanti altri. Abbiamo realizzato un prodotto di altissima qualità che si chiama Il Teatro Libro. Cioè, cosa significa? Abbiamo preso le pagine, le avventure, le storie più avvincenti di tutti i 6 libri della PM Mondadori, che si parte dal baratro, dal primo libro che è stato uno dei 3-4 più grossi bestseller, fino all'ultimo Raggi di luce, che apre il cuore alla speranza, proprio come era la domanda del direttore, no? Di aprire e raccontare storie che aprono il cuore alla speranza e danno fiducia alla gente. Dal baratro a Raggi di luce, quello è il percorso che ho fatto a Medjugorje, passando per Profumo di lavanda, Viaggio a Medjugorje, Nella terra delle meraviglie, e poi questo Raggi di luce con delle storie incredibili che abbiamo scoperto. Queste storie diventano vive sul palcoscenico di un teatro, di un cinema, di una piazza storica, di una chiesa, di un sito archeologico.
con mixer, audio, luci, musica, recitazione, racconto, reportage giornalistico, fotografie e filmati inediti. Paolo, io un paio d'anni fa ho avuto modo di assistere a una tua testimonianza quando sei venuto in provincia di Vicenza, precisamente era a Malo, un piccolo centro della provincia di Vicenza. Malo, me lo ricordo benissimo, c'era tantissima gente. Esatto, e devo dire che sei riuscito a commuovermi, perché come hai raccontato la tua esperienza, la tua testimonianza, veramente anche uno che parte magari scettico poi veramente capisce che c'è realmente qualcosa. E qui ti chiedo, ma come è iniziata la tua voglia di conversione? Guarda, è iniziato tutto dal dolore, perché la chiave di tutto, la svolta della mia vita sta nella sofferenza, perché all'apice del successo ho incontrato il dolore sotto forma di 3 situazioni veramente difficili, che però mi hanno portato a pregare, perché il dolore spinge a pregare. Il dolore in chiave cristiana, il dolore ha un significato. Se tu lo affronti dal punto di vista materialistico ti porta all'esoterismo, alla sfortuna, alla fortuna. Invece in chiave cristiana il dolore è una straordinaria opportunità per ritrovare Dio nella propria vita. Ecco, questa è stata la miccia che ha innescato il mio desiderio di pregare. Prima di arrivare a Dio ci sono arrivato per esclusione, ho provato di tutto, mi sono precipitato nella mia vita in un baratro tremendo, anche di un labirinto di oscuro, di caduta morale, ma poi al momento in cui stavo per soccombere la Madonna mi ha preso e mi ha salvato e mi sta portando ad amare Gesù, e credo che se tu ami Gesù attraverso la pedagogia di Maria, gli insegnamenti della Madonna, tu ami veramente Gesù al 100%, lo scopri, perché ti porta la Madonna per mano a scoprire Gesù. Tutte queste emozioni le voglio portare nella prima serata in Lombardia che ho sul lago di Garda a Lonato, dove per la prima volta nella mia Lombardia, che mi ha adottato televisivamente, perché io sono nato in Toscana come giornalista, sono origine piemontese, nato in Toscana come giornalista dopo la laurea, anzi veramente già prima di laurearmi andavo già a lavorare alla Nazione, ho iniziato a 17 anni, ma diciamo che il grande lancio poi dopo la Nazione e a Genova al secolo XIX, la Spezia, è avvenuto poi a Milano, dove c'è stata la mia ribalta nazionale ai telegiornali di Mediaset. E ora torno in Lombardia, in particolare in provincia di Brescia, che per me è un gran piacere, sul lago di Garda, dove ho tanti amici, a presentare questo spettacolo di raggi di luce, il Teatro Libro, dove racconto queste storie che sto raccontando a voi, e dove racconto anche perché prego, perché Paolo Brosi improvvisamente ha cominciato a parlare della Madonna tutto ad un tratto nella sua vita. Ci sono delle ragioni che ho spiegato anche quando ero venuto a Malo. Purtroppo il Signore ci lancia tanti segnali, ma noi siamo troppo impegnati a fare le cose di testa nostra, poi quando arriva alle batoste allora diventa più facile trovare un po' di umiltà, un po', perché trovare tutta l'umiltà vuol dire diventare santi. Qui di santi non ce n'è, qui siamo tutti peccatori che remano dal mattino alla sera. E questo desiderio appunto di mettere in scena questo programma all'oratorio Paolo VI, dove c'è il Cinema Italia lì a Lonato del Garda, venerdì prossimo. Tra l'altro è una cosa, guarda, la mia vita è contrassegnata è puntellata dalla mappa degli spostamenti della Madonna. Io vado lì e lì vado a scoprire che siamo vicini al santuario della Madonna di San Martino, detta Madonna Miracolosa, che il 6 agosto del 1614, quindi nel 400° anniversario, era apparsa una bambina sordomuta e gli aveva ridonato la parola e l'udito. E la Madonna voleva che questa piccola bambina andasse dal parroco a dirgli che voleva una chiesa più grossa per lei, perché era una piccola cappella. E infatti c'è questo santuario, io vado lì proprio
nel 400° anniversario di questa devozione mariana. Ormai mi sposto insieme alla Madonna. Bello, veramente. E io appunto, collegandomi appunto, parlando della sua conversione, anzi della tua conversione, Paolo, io volevo chiederti come mai hai scelto proprio di andare a Medjugorje. Come mai ho scelto di andare? A Medjugorje, magari, non so, a Lourdes o a Fatima anche. Perché proprio a Medjugorje ci vai come se fosse una calamita, una chiamata. Io ero lontano da Dio e dopo una notte tempestosa a Torino, dove la mattina ho sentito il desiderio di rifugiarmi nel santuario della Madonna della Consolata, che è uno dei più potenti d'Italia, e tornando a casa ho trovato il libretto della mia mamma, scritto da padre Iozzo e padre Slavko Barbaric, sui commenti dei messaggi della Madonna di Medjugorje. E leggendo questi messaggi ho letto questo messaggio. Il messaggio recita queste parole: cari figli, se voi siete angosciati e disperati, pregate, perché la preghiera porta pace nel vostro cuore. Se poi continuate a pregare, dalla pace arriverete all'amore. Se continuate ancora a pregare, dall'amore arriverete persino a perdonare, al perdono. Quindi pace, amore, perdono. Io leggendo questo messaggio mi sono sentito subito meglio. Pregando, e poi ho imparato a pregare il rosario, e ho notato che la preghiera era inversamente proporzionale al dolore, ma non solo il dolore fisico, ma soprattutto il dolore delle ferite del cuore, il dolore delle ferite dello spirito, il dolore delle sofferenze umane, dei tradimenti, dei patimenti, delle cattiverie, delle calunnie, e poi anche dei problemi fisici, ma cioè il dolore è il dolore. Io dico che oggi la preghiera è il torador dell'anima, e il parroco, il prete è la nostra ambulanza, il nostro 118. Certo. Perché tutti vanno dal dottore, ed è giusto, perché anche la scienza medica è un dono di Dio, ma è un dono di Dio la scienza medica, non è Dio, capito? Quindi esatto. Se noi ci rivolgiamo al parroco, no, perché tu vai a Medjugorje, ma poi il pellegrinaggio più difficile è quello di tornare indietro, cioè di trapiantare nel luogo dove vivi, nella famiglia, con gli anziani, i bambini, i fratelli, i parenti, le suocere, i cognati, i nipoti. Lì c'è la giungla vera, il primo confronto è dentro la famiglia. Devi portare la pace, devi portare la pazienza, devi portare l'umiltà, ecco, tutte doti che io non ho, sia ben chiaro, però a forza di pregare è sto zuccone migliorato un po', hai capito? Quindi dopo da lì poi passi alla tua parrocchia, la famiglia e la parrocchia, poi l'ambiente di lavoro, l'ambiente della palestra, del divertimento, del dopolavoro, hai capito? Cioè degli affari, dell'economia, della relazioni sociali, della politica. Tutto devi portare la parola di Dio, tutto parte dalla preghiera. Certo. E soprattutto devi porre in grande evidenza la parrocchia. Ora, l'entusiasmo della fede che ti dà Medjugorje è praticamente immenso, e questo bagaglio spirituale, questa potenza dello Spirito Santo che ti porti da Medjugorje, poi la devi realizzare anche nella parrocchia, e lì non è facile, perché non è che tutti i sacerdoti sono come noi, sono esseri umani, quindi c'è chi è sensibile, chi è meno sensibile. Dove c'è un sacerdote santo vedi grandi frutti, però purtroppo non tutti i sacerdoti sono aperti al vento dello Spirito Santo, quindi la nostra non vuole essere una critica, ma una supplica, una preghiera ai sacerdoti: aprite il cuore alle iniziative dei laici, fate che i laici possano essere api operose all'interno della parrocchia, portateci con voi a lavorare nella vigna del Signore. Se no, si dice sempre, il parroco è solo, isolato, nessuno l'aiuta, ma poi quando qualcuno si decide a aiutarlo
delle volte si trovano le porte delle chiese sbarrate. E allora la mia è un appello ai vescovi, perché se il vescovo è santo, santa è tutta la diocesi, trasmette il vento dello Spirito Santo, si muovono le coscienze, si organizzano gli eventi, si prega tutti insieme e la Chiesa diventa un laboratorio di preghiera aperto a tutti. Ecco. Certo, giustissimo. E infatti come si dice, Gesù la Madonna, come dicevi tu Paolo, rivolgersi sì ai medici, tutto quanto, alla medicina, però se si ha fede, Gesù e la Madonna entrano nella chirurgia, nella medicina e a volte, cioè Gesù sempre e la Madonna sono il medico migliore, in poche parole, la prima medicina. Certo, te se hai un problema fisico vai dal dottore, ma prima passa dalla Chiesa e confessati, perché se l'anima si sbianca, se l'anima si ripulisce, dopo anche il fisico sta molto meglio. Esatto, concordo pienamente, infatti. E quindi io volevo un attimino tornare indietro, nel senso, dopo appunto aver parlato della tua conversione che ti ha portato appunto a scrivere 3 bellissimi libri, ricordiamo che ci sono delle grandi news, come hai detto il Teatro Libro e 5 libri volevo dire, dopo i tuoi 5 libri, e ci sono le news che sono quindi il Teatro Libro. E anche c'è un'altra news che è quella riguardante al fatto che state raccogliendo dei fondi per la costruzione dell'ospedale a Medjugorje. Allora, noi siamo operativi in Bosnia e Erzegovina con 2 grandi iniziative umanitarie. La prima, storica, quella dal 2009 che portiamo avanti, che non abbandonerò mai, perché lì ho adottato la mia bambina, la Iva, è nel centro di Vionica, a Citluk, dove c'è la famiglia, le sorelle missionarie della famiglia ferita di Suor Cornelia, fondato da Suor Josipa. Lì abbiamo realizzato, con l'aiuto di tanti pellegrini, abbiamo realizzato già 2 opere di carità insieme ad altri benefattori per gli anziani abbandonati, vittime della guerra dei Balcani, e gli orfani. Le case sono costruite a 1 metro l'una dall'altra e abbiamo realizzato il cosiddetto progetto nonni e nipoti, perché gli orfani abbandonati e i bambini dell'asilo nido escono alle 15 del pomeriggio e vanno dai nonni che gli raccontano le favole e gli fanno fare i disegnini dell'asilo nido, della scuola materna, così chi è abbandonato diventa invece unito e si restituisce anche una dignità, un ruolo sociale agli anziani che trasmettono la loro esperienza ai più piccoli. E così dopo 6 anni assumono un compito quasi profetico queste iniziative, perché il Papa il 2 ottobre scorso in San Pietro ha detto: anziani e giovani, unitevi, siete la medicina per saldare la famiglia ferita dalla separazione, dei divorzi e dalle spaccature tra papà e mamma. Quindi questo è un progetto bellissimo che rimarrà sempre nel mio cuore, che porteremo avanti. E vista, diciamo, la concretezza di quello che abbiamo fatto, il Ministero della Sanità della Bosnia e Erzegovina e il direttore generale dell'ospedale di Mostar, nonché il sindaco di Citluk, hanno ricevuto e accolto il nostro progetto per la costruzione del primo ospedale della storia di Medjugorje. Quindi noi siamo impegnati in questa avventura incredibile, perché Lourdes all'ospedale, Fatima al pronto soccorso, San Giovanni Rotondo a uno degli ospedali più importanti d'Europa per i bambini, Medjugorje non ha niente, e Medjugorje arriva anche a 70-80 mila persone in molti mesi dell'anno, e sui 2 milioni di pellegrini che ogni anno lo visitano, il 60% sono italiani che vanno là e non hanno pronto soccorso. Dico, ma la Madonna ha fatto tanto per noi a Medjugorje, per l'Italia, vogliamo noi italiani non fare questa cosa e non regalare il primo pronto soccorso? E così comincio da Lonato a lanciare questo progetto che si chiamerà Mattone del Cuore. Beh, un progetto bellissimo. Poi sono sicuro che Gesù, la Madonna, sicuramente
sono contentissimi di quello che stai facendo e daranno sicuramente anche una mano. Poi tra l'altro devo dire, Paolo, che state portando avanti dei progetti veramente meravigliosi, e qui ti devo chiedere anche un'altra cosa: come si fa ad aiutare la costruzione di questo primo ospedale? Perché magari ci sono anche degli amici che ci stanno ascoltando che vorrebbero fare qualcosa anche di concreto, magari per donare come qualcosa. No, allora concretamente per sostenerci basta fare una piccola donazione, per esempio destinare il 5 per 1000 alla mia associazione Onlus Olimpiadi del Cuore, basta firmare nel riquadro della dichiarazione dei redditi e inserire il codice fiscale e poi inserire la nostra sigla, che è 9604 69 60066. Oppure per sostenerci basta mandare una donazione alle nostre coordinate bancarie, che sono IP 19 I come Italia 01030, poi 01656 e poi 5 volte 0 2272 778. Ora io l'ho detto veloce, però basta andare sul sito www.olimpiadidelcuore.it oppure www.paolobrosio.it, chiamate l'associazione 0584 752 757, rispondiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, e vi mandiamo per email tutte le coordinate anche del conto corrente postale, e indicate il vostro recapito, il vostro indirizzo postale, perché vi dobbiamo mandare la ricevuta per trasparenza, perché la nostra forza è siamo piccoli ma siamo agili e veloci, date e consegniamo a chi ha bisogno. Poi altra cosa importante, so che stavo guardando anche sul tuo sito, Paolo, con un'offerta di 10 euro si riceve anche la maglietta che poi aiuta anche a portare in giro questa testimonianza. C'è la maglietta delle Olimpiadi del Cuore, quella delle costole rosa, perché adesso con la Simona, che è la vicepresidente, abbiamo realizzato una cosa bellissima. Dalle Olimpiadi del Cuore, che c'è un cuoricino che l'ho disegnato io 15 anni fa, quando non ero neanche convertito, però facevo le partite con i cantanti, gli attori, i piloti, i calciatori, abbiamo messo in questo cuore 5, invece dei 5 cerchi olimpici, 5 cuoricini della solidarietà. E è nata una costola che si chiama la costola rosa, cioè tutti gli anni l'8 marzo la Simona fa un grande pellegrinaggio verso le donne. Perché? Per l'8 marzo, la festa della donna, invece di andare nei ristoranti a ubriacarsi tutte le donne, è meglio che andiamo a Medjugorje a pregare. Perché? Perché lì se le donne aprono il cuore, sta tranquilla che poi gli uomini vengano messi sotto, perché quando una donna si converte trasforma tutta la famiglia. È vero. La donna è fondamentale, la donna ha una sensibilità spirituale molto superiore agli uomini, e non è un caso che Cristo, quando è risorto, è apparso per primo alle donne. No, ma poi in effetti, Paolo, le donne riescono a farci fare qualunque cosa poi. Sì, le donne trascinano tutto, poi sono le prime a essere state sotto la croce. La donna è fondamentale anche nella Chiesa, come è fondamentale, ora ve lo dico perché io sono nato a 3 chilometri dai Becchi, dove è nato Don Bosco, nel cuore del Monferrato. L'oratorio, aiutiamo ad avere un oratorio, perché la parrocchia è meglio che non abbia l'organo che costa €500.000, ma è meglio che abbia l'oratorio con i campi da calcio, con un forno per fare la pizza e una piccola cucina per fare la spaghettata, e poi si fa l'albero della cuccagna, si fa come si chiama, si fanno i giochi come il gioco dell'oca, si gioca a carte, si gioca a ping pong, a calcio balilla, bisogna ritornare all'oratorio, al campetto da calcio, calciotto, calcio a 11, le squadre giovanili e i bambini, i pulcini, gli esordienti e i giovanili. La chiave è lì, nell'oratorio, perché se l'oratorio è il polmone della Chiesa. Oggi c'è una grande crisi economica, quindi cosa vuol dire?
che le famiglie più povere non possono andare a pagarsi l'abbonamento al tennis, alla palestra, al golf, alla sauna, bagno turco, i massaggi, e questa è roba da ricchi. Oggi c'è una grande crisi, inutile star lì, che è una terza guerra mondiale senza cannoni, senza fucili, che ci sta distruggendo. E allora bisogna tornare all'oratorio, perché poi dall'oratorio è facile entrare in chiesa e dire Ave Maria, e l'Ave Maria è quella che ti salva la vita. È vero, e poi partendo fin da piccoli, insomma, si riesce anche a vivere meglio con gli altri, a vivere meglio anche la Chiesa e anche a convertirsi prima, in effetti. Certo, poi i genitori devono pregare in casa con i bambini, con i figli, e i nonni con i nipoti, però i genitori che vanno a prendere i ragazzi all'oratorio poi si fermano alla chiesa, conoscono meglio il parroco, lasciano i bambini, fanno il doposcuola, cioè l'oratorio deve essere molto attrezzato perché è un salvagente sociale come la famiglia. Certo, quindi, certo. Questa è una cosa che io dico a tutti i parroci: cercate di attivare proprio l'oratorio, perché San Filippo Neri e San Giovanni Bosco, se li studi, è importante studiare per un parroco la vita di quei due santi, perché capisci che cosa ha fatto Don Bosco. Don Bosco era un figlio prediletto di Maria, ha fatto cose inenarrabili, oltretutto era profeta, carismatico, veggente, tutto aveva Don Bosco, tutti i carismi, e ne ha passate di tutti i colori, ha sofferto tanto e poi alla fine è uno dei più grandi santi della chiesa locale, della parrocchia. Portava i ragazzi poveri di strada a studiare, a diplomarsi, a laurearsi, a diventare atleti, sportivi, calciatori, professionisti, li levava dalla strada e gli ridava la dignità. E oggi dobbiamo tornare a queste cose, perché il terzo mondo sta arrivando in Italia, ragazzi, siamo messi male. E vi dico anche un'altra cosa: questa crisi economica è figlia della crisi dei valori etici. Se noi curiamo il cuore, vinciamo la crisi economica; se noi non torniamo a pregare, la crisi economica ci schiaccia. Certo, vero, proprio vero, Paolo. Io volevo ritornare sul discorso del teatro libro, visto che venerdì 24 ottobre sarai a Lonato del Garda. Magari se c'è qualche nostro amico ascoltatore all'ascolto. Ma guardate che noi c'è un link, ci sarà un sito. Sì? Che io vi do i riferimenti di questi ragazzi di questa radio con cui voi potete interagire. Potreste fare un link sul vostro sito, perché ci sarà la diretta streaming. Hai capito? Oppure venite là e fate la diretta anche voi, sarebbe bello. Sarebbe bello. La vengo a fare a Vicenza, dove c'è la sede della vostra radio. Facciamo il teatro libro da voi, lo organizzate voi, ci mettiamo d'accordo. Certo, molto volentieri. E comunque io appunto, Paolo, volevo chiederti se appunto c'è, non so, un nostro amico ascoltatore che vuole organizzare nella sua città, nella sua parrocchia, nel teatro della sua città, organizzare quindi questa serata, come deve fare? Niente, semplicemente deve chiamare la Elena a testimonianze@paolobrosio.it. Perfetto, quindi ricordiamolo ai nostri amici ascoltatori, quindi chiamare ad Elena. Elena, puoi ripetere l'indirizzo email? Scrivere Elena testimonianze @paolobrosio.it. Perfetto, quindi amici ascoltatori, esatto, ricordiamolo, ascoltate, perché, cioè scrivete, perché questa veramente è una bella azione, quindi... Oppure potete contattare la Elena, farvi dare i suoi numeri, perché adesso dare i numeri di cellulare in diretta non è facile, però il numero fisso, chiamate il numero fisso dell'associazione, che è molto semplice, ve l'ho già dato prima, 0584 752 757, vi fate dare il cellulare della Elena. Ma la cosa più importante è scrivere, perché se voi scrivete poi rimangano tutti i vostri recapiti e lei vi contatta, e così da lì si fa tutto, capito? Chi non ha dimestichezza invece per i computer, potete chiamarla al telefono dell'associazione e dite: noi vogliamo contattare la Elena,
Perfetto, va bene. Perfetto, grazie. No, che poi è importante anche partecipare a queste serate, perché se ne esce veramente arricchiti spiritualmente, è una cosa che fa del bene. Poi io, direttore, ti vorrei pregare una cosa. Sì. Allora, io questa serata è gratuita, però stai attento, perché dietro c'è il lavoro di un regista professionista, di un tecnico produttore mio, e ore di lavoro di montaggio, clip, di video, di filmati, cioè è un lavoro pazzesco, che poi noi non facciamo sempre uguale, ma in ogni regione cambiamo la scaletta. Per esempio, ti faccio un esempio: a Napoli noi abbiamo dato grande risalto a Dondo Lindor Ruotolo e a Teresa Musco, che sono due grandi carismatici che hanno sofferto tanto, che non sono ancora riconosciuti alla Chiesa, ma sono due santi pazzeschi, e tanti miracoli, storie del sud. Adesso che andiamo su a Brescia, per esempio, parliamo di Ghiaia di Bonate, il mistero delle apparizioni mariane del 1944, che è un giallo incredibile, hai capito? Cioè noi cambiamo continuamente la scaletta, e che vuol dire inserire 5-6 pezzi, recitare cose diverse, memorizzare altre cose. Però io penso che la parola di Dio non si può commercializzare, deve essere gratis. Poi ci affidiamo alla provvidenza. Noi abbiamo i messalini del mese di ottobre, la rivista Medjugorje, che è bellissima, a colori, si trova in tutte le edicole d'Italia, e il calendario. Poi abbiamo i mini libri, e chi vuole ci aiuta acquistando. Chi non vuole viene, percepisce il valore immenso della parola di Dio e la porta a casa gratis. Chi vuole ci dà una mano, perché chiaramente tutti questi ragazzi che lavorano con me, la mia associazione ha 3 collaboratori fissi e più 8 volontari, e lavoriamo 20 ore al giorno, ma facciamo delle cose belle. Anzi, io vorrei fare un appello anche al nostro presidente del capo del governo, Matteo Renzi, che è molto sensibile ai valori cattolici, alla solidarietà, al volontariato. Dobbiamo proporre delle leggi che permettono di defiscalizzare le donazioni, come negli Stati Uniti, come in Inghilterra, perché in questa maniera si creano un flusso enorme di posti di lavoro, perché il no profit è un settore che in Italia ha una valenza incredibile. Noi siamo i più bravi del mondo nel volontariato, però abbiamo le leggi più punitive, e questo non è giusto. Assolutamente, no, è vero. Quindi spero che questo appello venga accolto, perché è giusto fare anche delle donazioni, ma giustamente che tutti i soldi che vengono donati, certo, se uno dona 100.000 euro, 50.000 euro a un'associazione, è giusto che su quella cifra lì lui non paghi le tasse. È giusto. Come in America ci sono grandi capitali che vanno a favore di opere di carità immense, si parla di miliardi di dollari, sui quali la parte delle tasse è minima. Invece da noi si paga le tasse anche su chi fa beneficenza, e la quota di defiscalizzazione è bassissima, ma questo non è giusto. Assolutamente. Esatto. Paolo, noi siamo quasi arrivati al termine della nostra chiacchierata, e noi volevamo veramente ringraziarti tantissimo per questa tua testimonianza, e speriamo di rivederti poi anche dal vivo durante una delle tue serate. Anzi, cercheremo magari di provare a organizzarne qualcuna anche noi, vero Cristian? Sì, voi che siete le radio, in una diffusione capillare, ci appoggiamo a un parroco che sia sensibile alla comunicazione dei valori cristiani, e facciamo un bel evento in piazza in primavera, oppure in un bel teatro da voi, in una parrocchia, in una chiesa. Io infatti nel sud c'è un entusiasmo talmente forte per la fede, che il parroco mi ha detto: il sindaco ci ha offerto il teatro e il service gratuito, perché ci vuole il service per il mixer audio, luci, certo, eccetera. Però il parroco ha detto: no, li voglio portare in chiesa. Ha chiesto al vescovo, il vescovo ha detto sì, e abbiamo fatto il teatro libero in chiesa. È stata una cosa emozionante, bellissima. 2 volte l'abbiamo fatto, a Catanzaro, Reggio Calabria, a Catanzaro, a Cosenza, e a San Giuseppe Vesuviano. È stata una cosa bellissima. Ma vedo che nel sud c'è un grande fede, proprio grande fede, e nel nord bisogna metterci sotto, perché siamo molto indietro.
Certo, Coraggio, certo, no? coraggio. Quindi veramente sì, forza e coraggio, noi faremo di tutto, beh, innanzitutto anche con la fede, con l'aiuto di Maria e Gesù, faremo il possibile veramente di poter organizzare una bella serata per presentare quindi il teatro libro, veramente. Bene, allora è un arrivederci, non un addio. Certo, molto volentieri un arrivederci. E Paolo, noi ti ringraziamo veramente di sincero cuore da parte mia, di Andrea e anche da parte di tutti gli ascoltatori di Container Radio e veramente anche da parte di tutto il nostro staff di Container Radio. Grazie per la tua disponibilità, grazie di essere stato con noi e veramente un arrivederci, a presto. E quindi prima di concludere vorrei chiedere se potresti lasciare un saluto per i nostri amici ascoltatori di Container Radio e magari un messaggio. Voglio fare un saluto soprattutto a tutti i radioascoltatori, in particolare a quelli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio, come dice la Madonna. Non li chiamate scettici, non credentici, tutti quei miei figli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. Se sapeste quanto vi amo, piangereste dalla gioia. E con le parole della Gospa vi saluto, un abbraccio a tutti. Ciao! Grazie, a prestissimo, grazie.